Ciao tifosi napoletani! Oggi vi riporto le ultime notizie dal nostro amato Napoli. Prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdervi nulla e tuffiamoci nelle scelte di Mazzarri per la partita di oggi contro l'Atalanta. Gli impegni delle squadre hanno influito molto sul piano tattico del nostro comandante Mazzarri. Il Corriere dello Sport ha analizzato con acutezza le scelte per la sfida di Bergamo. I dubbi circondano Anguissa, ma sembra che il giocatore abbia dato tutte le garanzie necessarie nel primo incontro e sia a disposizione dell'allenatore. In attacco l'ansia per il rientro di Osimhen è palpabile, ma oggi a prendere il posto da titolare è Raspadori, che forma l'attacco insieme a Politano e Kvaratskhelia. Victor sarà l'asso nella manica di Walter, titolare dalla panchina. L'ultima volta che Osimhen ha giocato con la maglia del Napoli è stato 48 giorni fa, contro la Fiorentina. Per quanto riguarda la formazione tattica, Mazzarri presenta il primo 4-3-3 con Gollini in porta, linea difensiva formata da Di Lorenzo, Ramani, Nathan e Olivera. In mezzo avremo Anguissa, Lobotka e Zilinski, e in attacco il tridente con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Demme è tornato in rosa e sarà un'opzione in panchina, mentre Lindstrom e Mario Rui sono infortunati, quindi, tifosi napoletani, è tempo di restare sintonizzati per questa promettente partita. Come si comporterà questa formazione contro l'Atalanta? Lascia le tue aspettative nei commenti. E non dimenticate di lasciare un like per rafforzare il canale e di iscrivervi per non perdere nessun dettaglio sul Napoli. L'emozione è nell'aria e il cuore del Napoli batte forte. Forza Napoli sempre!